camminato e ho trovato l'invaso. Oh artigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Artigiano, portami via. E con un carissimo saluto a nome di tutte le ANPI del Veneto che abbiamo voluto citare una a una nel manifesto, preferendolo a un aggettivo regionale che forse era eccessivamente riassuntivo rispetto all'impegno che abbiamo messo e che stiamo mettendo giorno dopo giorno nell'incontrare le persone, nell'incontrare soprattutto quelli che ancora non hanno idea di che cosa votare e cercare di convincere quelli che intenzione di votare proprio non ne hanno. Cercando di far capire che la nostra Costituzione, l'impegno di tutti i partigiani che dall'8 settembre in poi hanno fatto una scelta di stare da una parte piuttosto che da un'altra, di quelle persone che ci hanno dato un'idea di uno Stato e di un futuro dopo la lunga dittatura. Dicevo che il voto deve essere un dovere più che un diritto, perché non possiamo sempre cercare di dire a me questo non interessa, lascio che passino gli altri. E questo sarebbe già un risultato, portare le persone a votare. Per quanto riguarda la nostra presenza oggi e l'impegno dell'ANPI, lasceremo poi al nostro Presidente una serie di considerazioni anche che hanno portato poi le nostre sezioni, i coordinamenti regionali a partecipare attivamente a questa campagna. Un saluto vorrei anche darlo alla professoressa Carrassane, che l'altro giorno è stata protagonista di un incontro surreale per televisione con il più grande esperto di cameramenologia, questa persona Rondolino, che a un certo punto si è stato anche finalmente dato una notizia alla nostra professoressa dicendo che i sindaci sono eletti direttamente. Questo è stato credo un trauma per la nostra professoressa sapere queste cose, ecco, che un uomo esperto in riprese un po', come dire, a doppio senso, che viene dal drive-in, da queste trasmissioni, che viene mandato in televisione con degli slogan, con dei modi di esprimersi che credo non facciano sicuramente onore neanche alla categoria, con tutto il rispetto, dei cameraman. E poi abbiamo il nostro Presidente e abbiamo Umberto Lorazzoni, due partigiani. Permettetemi di usare ironicamente il termine partigiani veri, perché lo sono stati nel periodo delle scelte. Io faccio parte della seconda generazione, quindi non sono quel partigiano che ha partecipato alla guerra di liberazione, ma è quello che ha voluto raccogliere i valori di difendere le scelte che sono state fatte dai nostri partigiani e soprattutto di quelle scelte che sono presenti nella nostra Costituzione. Quel valore che non deve essere mai dimenticato ed è quello della memoria. Di questi giorni che hanno voluto scrivere un ordinamento di uno Stato, immaginarsi come potrebbe essere uno Stato diverso da quello che in gioventù hanno vissuto, un Stato al di là di ogni dittatura, con la partecipazione, con la diretta partecipazione di tutti quanti. Un valore quindi che è attaccato alla memoria e un valore che è attaccato all'antifascismo, nella certezza che la storia passata, che quegli elementi che hanno portato poi ai fatti della seconda guerra mondiale, alla distruzione di popoli, alla morte di 55 milioni di persone, si è scelto di produrre una Costituzione
che avesse dei valori morali altissimi, che avesse il ripudio per la guerra, e anche in questi giorni questo articolo 11 è tornato alla ribalta ed è tornato anche ad essere un momento di riflessione un po' per tutti noi. Quella prima parte della Costituzione, che si dice non essere toccata, carica di valori, il cui più grande valore è la libertà, la democrazia, la partecipazione, e il voto è un'espressione della partecipazione. Si dice non sarà toccata, però se ci ricordiamo le parole di Calamandrei quando disse che la Costituzione, se non è alimentata, cade per terra come un foglio morto, io voglio dire che tutte quelle norme, quelle leggi che devono essere fatte per far sì che l'articolo 3 della Costituzione sia sempre un articolo che guida i nostri governanti, vuol dire che se non ci sono le leggi che tutelano la prima parte della Costituzione, vuol dire che qualche cosa comincia a non funzionare. E toccare la parte relativa a una nuova forma di Senato, che non è un Senato che è eletto dai nostri cittadini, ad una legge elettorale che va a dare dei premi di maggioranza che sono spropositati, vuol dire che avremo chi fa le leggi che forse non è più guidato dalla prima parte della Costituzione, ma probabilmente è guidato da un altro principio. Perché sono convinto che la grande differenza tra la Costituzione che ci è stata data dai nostri costituenti, che era quella della rappresentatività, non possa essere sostituita da una Costituzione il cui fine è quella della governabilità. Governare non vuol dire tutelare i cittadini, né vuol dire raccogliere le esigenze dei cittadini, vuol dire rendere la politica distante dalle persone. Ecco perché quel quesito, quei lampi potrebbe dire nel principio sono d'accordo, è un quesito che ci porta non solo a pensare di condividere delle scelte, ma ci porta appresso anche 47 articoli della Costituzione che vengono cambiati. Ci sono piccoli inserimenti che in qualche modo cambiano anche i rapporti delle persone. Ci sono variazioni che non hanno ancora una forma legislativa che li tuteli, parlo per elezione per esempio, anzi per la nomina dei senatori. Ecco, l'ANPI ha questo sua finalità, non certo di difendere la Costituzione per non essere cambiata, ma per difendere la Costituzione che sia sempre l'espressione delle esigenze dei cittadini, della partecipazione dei cittadini e della democrazia di un paese che è e deve essere libero. Ecco, con questo augurio da una parte, dall'altra, sapendo che questi valori che la lotta di liberazione ci ha dato, cerchiamo di far sì che questi valori siano sempre presenti in noi e siano soprattutto un insegnamento per i giovani qui rappresentati da Enrico Mazzo, il quale, a nome anche di tanti studenti, stanno guardando la Costituzione come quel primo e grande valore che attraversa la storia, attraversa le generazioni e ci fa comunque essere un popolo libero e un popolo democratico.